anticipato già dalla dottoressa Bisson, la Regione Veneto, in qualità di lead partner del progetto Plus Resilient, con il supporto di Veneto Lavoro, oltre ad aver avuto un ruolo di coordinamento di tutte le attività progettuali, si è vista anche impegnata in un'azione pilota a livello territoriale, quindi in una piccola sperimentazione territoriale che ha preso le mosse da un bisogno specifico, un bisogno particolare, particolarmente sentito appunto a livello territoriale, e su cui Veneto Lavoro già da tempo stava portando avanti delle ricerche specifiche. Mi riferisco appunto al già citato mismatch tra domanda e offerta di lavoro, quindi al disallineamento tra le competenze dei lavoratori o delle persone in cerca di lavoro e le richieste specifiche, il fabbisogno di competenze di aziende ed imprese. Si tratta sicuramente di un fenomeno che è andato intensificandosi via via negli ultimi tempi, anche a causa delle conseguenze del Covid, un fenomeno che si può dire sia diventato strutturale nel mercato del lavoro, non soltanto regionale, ma si può anche estendere questa riflessione anche a livello più generale. È un fenomeno sicuramente complesso e stratificato che prende in considerazione, chiama in gioco tutta una serie di fattori che vanno anche al di là del semplice mismatch di competenze, e quindi mettendo insieme, chiamando in gioco tutta una serie di aspetti molto complessi, questa complessità si traduce inevitabilmente anche in un coinvolgimento di una molteplicità di attori che a vario titolo e direttamente o indirettamente si occupano di mismatch quotidianamente e concretamente. Mi riferisco per esempio ai network dei servizi pubblici per l'impiego, agli stessi policy makers regionali, rappresentanti del terzo settore, sindacati, enti di formazione o comunque più in generale tutto il mondo dell'istruzione superiore universitaria e via dicendo. Queste sono un po' le categorie che abbiamo cercato di intercettare come target nel nostro percorso di sperimentazione per far fronte al problema del mismatch. Dove volevamo arrivare? Allora, l'obiettivo principale dell'azione pilota, come si evince dal titolo stesso, ovvero formare una comunità di pratica per fronteggiare il mismatch nel mercato del lavoro regionale, era quello di creare o comunque porre le basi per la creazione di un gruppo di lavoro, di un network di attori che noi appunto abbiamo chiamato comunità di pratica, facendo leva su quell'aspetto di apprendimento reciproco tra soggetti con competenze, approcci e punti di vista differenti su uno stesso fenomeno, e facendoli collaborare in ottica generativa e propositiva per appunto produrre delle idee, delle proposte o dei servizi innovativi sul tema specifico del mismatch. Ci siamo quindi proposti di lavorare su due livelli. A livello di contenuto, quindi nel tentativo di approfondire il tema del mismatch dalla molteplicità dei punti di vista degli attori territoriali che si occupano di questo fenomeno in chiave propositiva per il futuro, e dall'altro lato sul piano metodologico, quindi volevamo sperimentare un approccio partecipativo e collaborativo che ormai è già ampiamente utilizzato, come sappiamo, in molti settori di policy, ma che ci sembrava piuttosto innovativo nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, e quindi che potesse dare questo approccio e questa metodologia anche un valore aggiunto all'azione pilota stessa, con l'obiettivo appunto di co-creare qualcosa, delle proposte, delle idee, dei servizi che potessero essere utili per anche in ottica di programmazione futura. Qual è stato il nostro percorso? Allora, la struttura dell'azione pilota ha visto due fasi successive. Una prima fase
preliminare e preparatoria delle attività vere e proprie è consistita nella strutturazione di quella che abbiamo appunto definito comunità di pratica, che è consistita appunto nello studio del contesto regionale, sia attraverso la mappatura e il coinvolgimento degli stakeholders che risultano strategici nel contesto del mismatch, sia attraverso la mappatura di pratiche, strumenti o politiche esistenti in materia di lavoro, inclusione sociale e lavorativa, che potessero essere poi quegli interstizi e quegli spazi su cui poi andare a lavorare nella fase di co-creazione di idee e servizi. La seconda fase, appunto, è stata maggiormente generativa e propositiva nei confronti del futuro. Abbiamo organizzato dei tavoli multi-stakeholder, dei tavoli di lavoro sempre virtuali purtroppo, o laboratori di co-design più un evento di restituzione finale in cui abbiamo cercato, partendo dai risultati della prima fase, di cercare delle piste, delle traiettorie d'azione su cui intervenire per il futuro, quindi in ottica più pratica e più propositiva. Dove siamo arrivati? Quali lezioni abbiamo appreso durante questo percorso e quali risultati possiamo dire di aver raggiunto? Ne presento solo alcuni per brevità, quelli che ci sembravano più utili e significativi e che magari possono rappresentare degli spunti di riflessione anche utili per i lavori di oggi e di domani. In primo luogo, una riflessione generale riguardo alla dimensione della rete. È emerso infatti che nel contesto regionale veneto sono presenti già un ventaglio di iniziative e di strumenti a contrasto del mismatch, e così pure una molteplicità di attori che si attiva e che lavora in questo senso. Ciò che è emerso dai laboratori però è che pur collaborando attivamente su diversi aspetti, gli attori che abbiamo coinvolto non si percepiscono come un vero e proprio network. Le loro relazioni sono fatte per lo più da legami deboli, ovvero vengono instaurate per lo più per bisogni operativi e contingenti, piuttosto che a motivo di una condivisione di una visione strategica e di obiettivi comuni. Quindi abbiamo rilevato che nonostante tutto c'è un grande patrimonio di conoscenza dettato dalla pratica quotidiana e dalle esperienze degli operatori che lavorano sul campo, che però non è ancora in grado di essere messo in comune in maniera sistematica. Quindi a livello di bisogni rilevati, le necessità che gli stakeholder hanno manifestato sono da un lato la necessità di elaborare delle strategie chiare e condivise a livello territoriale, dall'altro la necessità di una maggiore conoscenza reciproca tra gli attori, quindi capire bene chi fa che cosa e per chi viene fatto, questo soprattutto per evitare appunto sprechi di risorse e di energia, ma anche evitare la frammentazione dei servizi che potrebbe generare confusione e disorientare gli utenti stessi. Quali possibili piste intraprendere, come poter far fronte a queste necessità? Stabilizzando, quindi portando la programmazione delle politiche da una logica per risorse e progetti ad una logica di più ampio respiro, quindi per obiettivi di sviluppo, coprogettando, quindi facendo leva anche sulla disponibilità e la volontà degli attori a partecipare, a mettersi in gioco, e quindi definire in maniera condivisa un quadro programmatico di sviluppo, e infine strutturando un compito che vede appunto il ruolo centrale dell'attore pubblico e che consiste appunto nel creare quell'infrastruttura che possa supportare e permettere questi scambi e processi, ad esempio attraverso l'istituzione di tavoli di coordinamento, tavoli decisionali con cadenza regolare su degli obiettivi specifici e condivisi. Il secondo ordine di riflessione riguarda le necessità sul lato dell'offerta, quindi sul lato dei candidati, di chi cerca lavoro.
Il mercato del lavoro è sicuramente una realtà dinamica e in continuo cambiamento e la pandemia ha agito sicuramente da acceleratore o rallentatore nell'altro senso di determinate tendenze e trasformazioni che già erano in atto prima del Covid. Quindi per muoversi in questo contesto per un lavoratore non sono fondamentali soltanto le soft skills o le human skills, ma diventa centrale e fondamentale anche una maggiore acquisizione di consapevolezza rispetto a questi trend di cambiamento e alla mutevolezza del mercato del lavoro che ha assunto nella sua configurazione di oggi. Quindi in che direzione agire? Da un lato puntando su percorsi di validazione e certificazione delle competenze non formali e informali che siano condivisi a livello regionale e che quindi potrebbero facilitare l'impiego e il reimpiego di lavoratori anche in settori diversi rispetto a quelli dove è stata maturata la specifica esperienza professionale. Oppure l'altro suggerimento che ci è arrivato è puntare sul lifelong learning da un lato, ma anche sulla lifelong guidance, quindi non soltanto sull'apprendimento permanente, ma anche su percorsi di orientamento che accompagnino il lavoratore costantemente nel suo percorso all'interno del mercato del lavoro e non soltanto nella fase che comunque è cruciale e più delicata dell'inserimento. Infine, la terza riflessione che volevamo portare era una riflessione riguardo le competenze degli operatori, quindi le necessità interne. Gli operatori dei centri per l'impiego, ma anche le figure per esempio di coach o di tutor negli enti di formazione o comunque tutte quelle figure che fungono da intermediario tra la domanda e l'offerta di lavoro sono sicuramente centrali e il tema della loro formazione e dell'aggiornamento delle loro competenze rappresenta sicuramente un nodo cruciale nel panorama di cambiamento che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi anni. È quindi sempre più necessario costruire delle figure complesse anche a livello di capacità e di competenze che supportano la loro professionalità, che siano appunto competenze specifiche nell'interpretazione appunto del mercato del lavoro e dei suoi trend futuri, così come competenze che riguardano la capacità di accompagnare da un lato i candidati, dall'altro le aziende nel riconoscimento dei loro reali fabbisogni e poi anche nel supporto dal punto di vista burocratico, normativo e amministrativo. Quindi puntare sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze specialistiche degli operatori del mercato del lavoro per creare appunto delle professionalità sempre più efficaci in questo ruolo di intermediazione tra domanda e offerta potrebbe essere un tema strategico su cui ragionare e lavorare a livello regionale. Ecco, queste sono solo alcune delle riflessioni che sono emerse dal risultato dal percorso di coprogettazione che abbiamo intrapreso nella nostra azione pilota e da cui appunto ripartiamo oggi con queste due giornate di workshop che un po' hanno lo scopo di ampliare questa comunità di pratica che per adesso è soltanto virtuale, ma anche un po' uscire da essa e continuare ad arricchirla, diffondendo gli strumenti e le metodologie che ci hanno supportato nel nostro percorso e che abbiamo già avuto modo di sperimentare e introducendone di nuovi per continuare appunto questo percorso di apprendimento costante e reciproco. Grazie e buon lavoro.